Salvatore Martello, il rappresentante della Cogepa Lampedusa, ieri avete avuto un incontro in Commissione Attività Produttive all'ARS relativamente alle tante problematiche della vostra marineria, in un momento in cui il caro gasolio sicuramente rende più difficile la pesca, diciamo, nei nostri mari, no? E le difficoltà che hanno i pescatori. Ecco, cosa ci relaziona in merito? Ieri abbiamo avuto questa riunione che è andata benissimo, nel senso che finalmente abbiamo fatto conoscere i problemi sia all'Assemblea regionale sia al governo regionale, nel senso che le problematiche sul caro gasolio riguardano da un lato l'intera isola, l'intera Sicilia, però poi le isole minori hanno delle particolarità. Per esempio noi abbiamo chiesto l'equiparazione del costo del gasolio per Lampedusa, per le isole minori, uguale identica a quelle della Sicilia, Porto Empedocle, Sciacca ed altre marinerie. E un'altra cosa che è stato chiesto è che sul prezzo del gasolio agevolato per i pescatori, a Lampedusa il concessionario adotta tre elementi diversi. Nel senso che se tu prendi il gasolio per esempio fino a 3.000 litri ti applica un prezzo, superiore a 3.000 litri un altro prezzo, superiore a 8.000 litri un altro prezzo. Quindi però il gasolio agevolato è per la pesca, per il pescatore, che sono uguali, i pescatori sono tutti uguali, non esistono tre pescatori diversi che gli possono applicare tre tariffe diverse. Per questo il governo deve intervenire nei confronti praticamente del concessionario del gasolio per regolarizzare il costo del gasolio per la pesca. Quindi c'è una discriminazione in atto tra i pescatori di Porto Empedocle, siciliani, e quelli di Lampedusa, da quello che capisco. Assolutamente sì, c'è una differenza intorno a 30 centesimi al litro. Oltre a questi 30 centesimi, però noi paghiamo anche il comportamento scorretto da parte del concessionario del gasolio, che per la pesca, per il pescatore adotta tre tariffe diverse. Le tariffe sono, per esempio, a 80 centesimi chi fa superiore a 10.000 litri, e 90 centesimi chi fa inferiore a 10.000 litri, e 1,20 euro, 1,30 euro se tu fai inferiore a 3.000 litri. Cioè significa praticamente non esiste il gasolio agevolato con tre tariffe diverse, esiste solo ed esclusivamente una tariffa agevolata come per l'agricoltura, così è per la pesca. Quindi quello che fa attualmente il distributore di Lampedusa, secondo quello che abbiamo discusso, non è regolare, quindi si deve adeguare alle norme sul gasolio agevolato. Beh, ecco, brevemente. Poi ci sono state, scusa, altre due argomenti. Cioè, è inconcepibile che a Lampedusa il gasolio lo paghi a 2,50 euro, parliamo per le macchine, e a Linosa addirittura 3 euro al litro. Cioè, nel senso, abbiamo sfondato, come dice, quale guerra? Significa che lì c'è la guerra in Iran, e poi in più c'è un'altra guerra mondiale, perché pagare i 3 litri, un euro di gasolio, secondo il mio punto di vista, è veramente inaccettabile. E quindi i cittadini di Linosa non possono essere penalizzati come lo siamo già quelli di Lampedusa, che lo paghiamo a 2,50 euro. Quindi vi aspettate qualche risposta concreta da parte della Regione? Ma assolutamente sì, perché si sono impegnati prendere dei provvedimenti per cercare di venire incontro alle esigenze della pesca, della pesca e di tutti i pescatori siciliani e delle isole minori, e lampedusani nel caso particolare.